la figura di Monsignor Angelo Orlandi, che è deceduto il 12 ottobre del 2024, che era un... Non si sente? Prima, mi sentite adesso? Allora, prima di iniziare la lettura delle tre presentazioni di oggi pomeriggio, ricordiamo Monsignor Angelo Orlandi, socio effettivo di questa accademia, che è deceduto il 12 ottobre 2024. Vi invito ad alzarvi per un momento di silenzio, dopodiché sarà commemorato formalmente da Giancarlo Volpato. Grazie. Adesso Giancarlo Volpato ricorderà. Buongiorno a tutti, si sente? E grazie per questa presenza, anche se è sempre un pochino doloroso ricordare gli amici che se ne sono andati. Io ricordo che il primo giorno che andai a scuola, andai in seminario in prima media, avevo 10 anni e mezzo a Roverè, sul Monte Recamao, per chi non sa dove sia, e il primo giorno di scuola, il primo giovane sacerdote che capitò davanti a noi era proprio Don Angelo Orlandi. Fu la prima lezione che io ebbi di italiano. Quindi ecco, la mia conoscenza è molto lunga rispetto a questa vita. Si sente poco? Perché se sta seduto e se lo mette vicino. Allora mi seggo così, anche se non mi va molto, ma comunque mi seggo. Scusate, ma allora si sente meglio così. Ecco, va bene, scusate, ma insomma non è mia abitudine stare seduto, quindi va bene. Comunque Don Angelo Orlandi nacque a Balconi di Pescantina il 13 maggio del 1929 e scomparve nell'ospedale di Negrar, dove era già da quasi 7 anni, il 12 ottobre del 2024. Fu ordinato sacerdote il 6 luglio del 1952 e fu mandato, questo fu l'unica volta che Don Angelo Orlandi ebbe la cura di una parrocchia, fu mandato vicario parrocchiale, cioè il curato, ecco come poi noi siamo stati abituati, a Val di Porro, subito dopo che era stato ordinato sacerdote. Ma la sua vita era quella dell'insegnante, infatti in seminario cominciò ad insegnare dal 1953, vale a dire l'anno dopo nel quale era stato ordinato, e ci rimase fino al 1968. Era un uomo molto, molto attento. Io l'ho conosciuto in quelle occasioni, ma poi per vari altri motivi. Quando morì Don Silvio Tonolli, uomo di grande prestigio, ma solamente a 36 anni, Monsignor Albrigi, che era in quel momento il vicario apostolico della diocesi, lo tolse dalla scuola e
lo obbligò in maniera molto positiva, perché Don Angelo, tra l'altro, ci teneva anche molto, diventò il bibliotecario del Seminario Maggiore. E lo fu dal 1958 sino al 2009. Non perché poi egli non sia rimasto, ma perché Don Bonifacio prese il suo posto come direzione, ma il bibliotecario emerito fu veramente solo ed esclusivamente lui. E ci rimase fino al 2018, quando poi partì da lì e fu portato a Negraro. Tra gli altri incarichi, egli era il promotore di giustizia e difensore del vincolo nel tribunale diocesano. Penso che tutti sappiano, insomma, erano i problemi legati ovviamente alla delega che il vescovo gli aveva dato per coloro che avessero avuto problemi dal punto di vista dei vincoli matrimoniali. Fu cappellano di Sua Santità dal 1992 e divenne membro effettivo di questa accademia il 23 ottobre del 2002, poi diventò emerito nel dicembre del 2014. Don Angelo Orlandi fu il vero angelo custode della biblioteca del seminario, che tutti sanno, credo, era aperta al mondo intero. Non era soltanto la biblioteca del seminario per i seminaristi, per i sacerdoti. Lì con lui entrarono tutti coloro che avevano da fare la ricerca. Tra le molte cose estremamente positive che a lui si debbono conferire, oltre che, me lo confidò più volte, oltre che aver fatto un corso di bibliofilia, proprio me l'ha detto chiaramente, sapendo che io ho insegnato per anni queste cose, ma era perché voleva capire esattamente che cosa significava avere i libri. Non solo, piano piano costruì una emeroteca, cioè un insieme di periodici che per tutti coloro che hanno desiderio di consultare sono sempre disponibili. Oggi il bibliotecario che è Alberto Savoia, che è stato tra l'altro un mio studente, lo ha immesso anche in un'altra dimensione, ancora più logica per molti aspetti. Comunque, quando Don Orlandi arrivò in seminario, una delle prime scoperte che fece fu quella di trovare degli incunaboli che l'SBN, cioè il Sistema Bibliotecario Nazionale, neppure conosceva. Oggi gli incunaboli del seminario sono 101, vale a dire da quando Gutenberg fino al 31 dicembre del 1400, insomma, la gente penso che sappia, insomma, del ricordo. Ci sono delle 500 e gli ha catalogato tutto, di questo do la mia certezza, perché con lui avremmo dovuto anche scrivere un libro una volta, ma poi per vari motivi non abbiamo potuto farlo. Alla morte di Monsignor Giuseppe Carraro, egli immise nella biblioteca i 4044 volumi che l'arcivescovo aveva lasciato, e sono anche delle cose veramente di un certo interesse. La capacità che egli aveva per la conoscenza di tutto ciò che il mondo del libro, il mondo della scrittura aveva portato, lo aveva
coinvolto in maniera straordinaria e i 77 contributi scritti da lui, dei quali una decina sono dei volumi di una certa rilevanza, altri saggi piuttosto importanti, si configurano sempre nella ricerca che egli fece. Una ricerca quasi sempre di stampo religioso. Uno dei libri più rilevanti in assoluto, io credo che sia stato proprio quello, Il messaggio di San Zeno, e tutti gli altri articoli che poi uscirono massimamente nell'annuario storico zenoniano o in altri contributi, avevano preso da questo una loro logica. Fu il primo che trattò in maniera assoluta questo messaggio di San Zeno, occupandosi tra l'altro di tutte le chiese che aveva sostanzialmente, che portavano, diciamo, a San Zeno. C'è qui nella nostra biblioteca dell'Accademia sono raccolti, tra l'altro, molti saggi suoi, alcuni perché egli aveva contribuito in alcuni convegni, per esempio il convegno su Don Calabria che il professor Castaldini aveva curato, quello su Dante. Proprio in questi giorni mi sono letto il saggio che egli aveva scritto su Dante. Dante e il cristianesimo, con alcune straordinarie intuizioni, che magari ognuno di noi legge in maniera diversa, e che portavano quindi a un sacerdote che guardava ben oltre quello che era il senso prettamente esteriore della religione. Scrisse un libro sul quale veramente ci sarebbe da riflettere, l'insegnamento della musica in seminario, la storia del seminario, i fondamenti religiosi che venivano insegnati. E questo direi che non è solo una forma esteriore, è la comprensione di ciò che la fede, da un lato, aveva portato per coloro che si preparavano al sacerdozio, ma anche il suo occhio era questo ve lo posso assicurare, per coloro che sacerdoti non sarebbero mai diventati, cioè per il pubblico. E questo è stato per lui uno degli esempi più interessanti. Il fatto stesso che siano raccolte tantissimi periodici, alcuni ovviamente, diciamo che la versione dell'occhio religioso c'è, ma non è necessario che questo avvenga. Ed egli fu molto attento anche a queste cose. Un altro dei libri che devono interessare è la biografia di Monsignor Turrini, quest'uomo che ha rovesciato l'ottica della biblioteca capitolare. E questo è una biografia vista non tanto, dice, l'è nato, l'è morto, ma qual era lo spirito con il quale questo sacerdote di Castelrotto si occupò e dette alla biblioteca capitolare l'importanza che tutti oggi gli riconoscono, non solo perché è la più antica biblioteca del mondo aperta, ma anche per tutte le ricchezze che aveva. E anche questo anche di questo noi dobbiamo essergli grati. Un'altra delle cose che sempre faceva piacere, egli era sempre disponibile per tutti coloro che si occupavano delle storie, delle parrocchie, dei paesi, eccetera. E con molta attenzione, ovviamente egli sapeva benissimo anche dove guardare e come ricercare, e offriva sempre questi suoi contributi.
Una delle cose che ne avrei da dire a Iosa, io lo conoscevo bene, ci vedevamo molto spesso, tra l'altro, anche perché io andavo per alcune ricerche. C'è una cosa che mi ha francamente interessato, a parte le cose di cui egli si occupò, San Giovanni Calabria, Cassiodoro, per dire, e che non era soltanto per il vino, ma era un concetto totalmente diverso quello che egli aveva, il libro su Don Zeffirino Agostini, che è una delle cose sulle quali tutti i giudici per la rievocazione e la storia religiosa di quest'uomo certamente dovranno fare i conti. Scrisse un libro sugli epigrammi. Io invito a tutti a leggerlo, perché aveva in quello spirito un po' che a Don Orlandi spesso non si voleva riconoscere. Quest'uomo che sì, sorrideva sempre, era molto gentile, ma che magari sembrava un pochino diverso, così, perché era lontano dalle logiche ovviamente del mondo esteriore. Una cosa che mi ha veramente interessato è stato uno dei primi traduttori di un'opera di Girolamo Fracastoro, Turrius sive de intellectione dialogus, e questo fu pubblicato nel 1988 a cura del Rotary Club di Peschiera, a cui lui andava ogni tanto. Ma la cosa che più è interessato è non solo la sua traduzione, il che poi fece in modo che altri traduttori si mettessero a ragionare sul fatto che un uomo come Fracastoro, che tutti conoscono, ovviamente non solo noi perché siamo veronesi, ma soprattutto per la grandezza che egli ha avuto, io invito evidentemente a leggere che cosa, come tradusse quest'opera e di cui egli parlava molto poco. Anche questo, tra l'altro, non parlava quasi mai di se stesso. Quando i santi religiosi, ben più i laici molto attivi, ecco, in questo lui era molto più aperto e sapeva benissimo discutere, come pure sull'organizzazione ecclesiastica della diocesi dal 1500 in poi. E questo ha aperto tantissime strade per coloro che ovviamente si volessero occupare di religione, come pure coloro che di queste cose non se ne volevano occupare assolutamente, anche perché non è necessario scrivere soltanto se si è sacerdoti in questo caso. E lui di questo era ben cosciente. Tra l'altro, l'ultima volta che io andai a trovarlo, che fu 4 anni fa, perché poi non andai più a Negrar perché l'avevo visto piuttosto stanco. Io l'avevo visto sostanzialmente così che dialogava con me proprio per queste cose, e allora le ricordai i giorni del seminario in cui ci eravamo visti, io come bambino e lui insomma con ben altra funzione, e ogni tanto di questo ho visto che lui ci rideva, e allora ecco, ritornai a vederlo da lì una quindicina di giorni e poi non potei più andare, e mi dispiace molto di questa cosa. Comunque a lui io credo che tutti noi dobbiamo avere il massimo rispetto, non solo perché fu un sacerdote veramente buono e che passò tutti i suoi giorni, diciamo, della fine settimana a Balconi, dove lui in pratica andava
tutti i sabati e tutta la domenica e tutte le domeniche per svolgere il suo ruolo di presbitero, come ovviamente egli aveva voluto fare all'inizio. Grazie, scusate. La prima lettura adesso è di Ettore Curi, il nostro storico membro effettivo, eccolo, non lo vedevo, che ci parlerà, forse è la prima di una serie di letture che tratteranno la scuola veronese nel Regno Lombardo-Veneto. Hai le diapositive? Ok. Eccomi qua, nel periodo in cui sono stato segretario di questa accademia, ho approfittato del meraviglioso archivio, nel quale ho trovato molte carte importanti, ma soprattutto ho trovato molte carte riguardanti la scuola veronese dell'Ottocento. Questo lavoro di oggi ha utilizzato molte di quelle carte, ma molte altre spero di poterle utilizzare più avanti. Il 22 novembre del 1818 giunse anche a Verona il regolamento per la scuola elementare del Regno Lombardo-Veneto, ossia l'insieme di leggi, dettami, disposizioni e ordini con i quali il governo austriaco intendeva dirigere e governare le scuole italiane e del Veneto in particolare. Verona era una delle città in cui la situazione scolastica era particolarmente confusa e necessitava di una serie di leggi e disposizioni particolari tesi a riordinare l'ambiente scolastico e renderlo adatto al sorgere di più scuole. Partendo proprio dall'inizio, dal percorso di studi, ossia dalla scuola elementare, costituivano il testo del regolamento 149 pagine fitte di disposizioni e ordini, riguardanti ogni momento, ogni persona, ogni oggetto inserenti alla scuola. Il regolamento prevedeva l'esistenza di 3 tipi di scuole elementari, quelle minori, le maggiori e le scuole elementari tecniche. Tutti i fanciulli di qualunque condizione dovevano frequentare le scuole elementari minori. I fanciulli che volevano proseguire e applicarsi allo studio delle scienze e delle arti passeranno nelle scuole elementari maggiori, mentre coloro i quali volevano dedicarsi al commercio, agli impieghi economici e a tener libri di ragione dovranno frequentare la scuola elementare tecnica. 3 sole righe del regolamento sono dedicate a quella che era certamente la più importante novità. Le scuole elementari, sia maggiori che minori, sono stabilite per l'istruzione tanto dei fanciulli che delle fanciulle, naturalmente in scuole separate. In queste 3 righe non solo c'è il riconoscimento del diritto della donna alla cultura, nella loro semplicità parlano di una sostanziale parità fra i 2 sessi. Il Comune di Verona fu pienamente investito dal problema dei quasi 6.000 fanciulli veronesi privi della possibilità di avere una scuola ed obbligati ad accedere ad una delle numerose e a volte care scuole private. Con la cifra di quasi 18.000 lire furono aperte 3 scuole elementari minori nei rioni di Santo Stefano, di San Giorgio e di Tomba Extra, affittando da privati i locali necessari. 2 scuole elementari maggiori furono aperte a San Nicolò e a San Nazaro Celso, mentre la sola scuola elementare femminile fu aperta in Casa Orti, in via Leoncino. Il regolamento prevedeva che le scuole elementari minori fossero a carico dei comuni, mentre quelle maggiori sarebbero state a carico del governo. Nelle scuole elementari maschili furono ospitati circa 700 fanciulli, affidati a 12 maestri patentati e 9 di questi erano sacerdoti.
La scuola elementare femminile aveva 4 maestre e giunse ad avere 250 alunne. In totale, quindi, il Comune di Verona poteva provvedere all'istruzione di circa 1000 fanciulli di ambo i sessi e dell'età che andava dai 6 ai 12 anni. I restanti 5.000 fanciulli potevano contare solo sulle scuole private. Le altre scuole esistenti a Verona intorno alla metà dell'Ottocento erano dedicate ad alunni adulti. Nel 1854 c'erano il Regio Ginnasio Liceo di Sant'Anastasia, con un personale insegnante di 15 unità e frequentato da 411 alunni. Fra gli insegnanti spiccano i nomi di Don Oliboni, Abrago Massalongo, Pietro Cossali, Giuseppe Zamboni, Ciro Pollini e soprattutto dell'abate Leopoldo Steganini, che rinunciò alla promozione di essere nominato docente presso il Liceo di Venezia per restare nella sua Verona. Gli alunni erano sistemati in 8 classi e alla maturità furono presentati in 35 e solo 28 furono dichiarati idonei. Secondo il Ginnasio Liceo Vescovile, che poteva contare su 11 insegnanti, ai quali andavano aggiunti 6 per la scuola di teologia ed altri 4 straordinari e laici per l'insegnamento di musica, disegno, lingua francese e ginnastica. Gli alunni furono 481, sistemati in 6 classi. 481 non vuol dire che verranno fuori 481 sacerdoti. Molti borghesi, diciamo così, mandavano i loro figli a studiare presso il seminario vescovile e mi pare che ancora oggi questa cosa avvenga. Terzo, il liceo municipale, detto di San Sebastiano, aveva 278 alunni sistemati in 5 classi. I docenti furono 9, dei quali 6 erano preti. Il liceo verrà definitivamente chiuso alla fine dell'anno scolastico 1866-1867, per decisione unanime del Consiglio Comunale di Verona. Quarto, il Regio Collegio Femminile, inaugurato ancora sotto la dominazione francese. Poteva contare su 10 istitutrici e su 6 professori. Le alunne furono 44. Il collegio veniva finanziato a spese dell'erario, ma anche a qualche allieva particolarmente benestante veniva chiesto di partecipare alle spese generali. Le 5 scuole elementari maschili avevano in totale 12 insegnanti, dei quali 9 erano preti. Dei circa 500 studenti, 22 studiavano la metodica nel seminario vescovile. La metodica sarebbe il metodo di insegnamento, insomma. Per cui nel giro di breve tempo sarebbero diventati insegnanti. Ben 171 alunni seguivano anche la scuola di disegno, con la chiara intenzione di proseguire poi nelle elementari tecniche. Nella scuola elementare femminile di via Leoncino vi erano solo 4 maestre, con 275 alunne. Qui le lamentele furono molte e giustificate, sia per l'esiguo numero di maestre, sia per la mancanza di un corso di disegno indispensabile per il ricamo. In totale furono circa 700-800 i ragazzi che il Comune riuscì a sistemare nelle proprie scuole. Rimanevano quindi oltre 5.000 ragazzi di entrambi i sessi e dell'età dai 6 ai 12 anni vaganti per le strade di Verona. Restavano le scuole private e il regolamento è molto attento e severo nei confronti dell'insegnamento privato. Il timore che potesse sfuggire alle regole e all'attenzione del governo era forte e reale e richiedeva una particolare attenzione. Nel regolamento, al capitolo secondo e al paragrafo 15, vengono date anche le regole per l'insegnamento privato. Da una parte tanto temuto, ma dall'altra assolutamente necessario. Nessuno da qui innanzi potrà fare il maestro di fanciulli e fanciulle, né istruirli in comune su quegli oggetti che formano lo scopo dell'insegnamento delle elementari, se prima non avrà ottenuto una patente di autorizzazione dal governo. I maestri che tenessero lezioni private e avrebbero dovuto produrre al governo entro 2 mesi la loro patente di autorizzazione e avrebbero dovuto entro 1 anno presentarsi all'ispettore capo della scuola per fare gli esami che sarebbero stati prescritti. Bloccati così i maestri, venivano automaticamente bloccate intere scuole. Nonostante i tentativi di boicottare da parte del governo, le scuole private veronesi superarono la dozzina e restarono aperte oltre il tempo di adesione all'Italia.
Con una popolazione di 1200 ebrei si aveva un istituto israelitico con 50 alunni e 50 alunne e un totale di 7 maestri. Gli alunni israeliti erano in tutto 215, ossia il 17,5% della popolazione israelita, mentre a Verona, con 32.099 abitanti, si avevano in tutto 5.080 studenti, pari al 9,25%. Infine c'erano 41 maestri, che erano quasi tutti parroci. 1.650 persone di tutte le età seguivano le lezioni delle scuole festive, in particolare di disegno. Una nota consente di affermare che nel 1858 gli alunni frequentati le scuole private di ogni tipo erano 6.241. Il regolamento espone molto dettagliatamente quali erano i programmi previsti per le singole classi elementari. Naturalmente, nelle prime e nelle seconde classi vi era l'apprendimento dello scrivere, del leggere e del far di conto, con in più il confronto delle misure dei pesi e delle monete in corso. Nelle 3 classi seguenti, oltre a proseguire il programma della classe precedente, si aggiungeva il leggere e lo scrivere in latino, sotto dettatura, e l'inizio di varie discipline, quali la geometria, la meccanica, la storia naturale e la fisica. Nella scuola elementare tecnica si affrontavano i primi concetti della scienza del commercio, del tenere libri di ragione e poi la chimica e le 3 lingue europee, del tedesco, inglese e francese. Le fanciulle invece del latino si istruivano nei lavori femminili. Il metodo di insegnamento adottato era quello del cosiddetto compitare, che consisteva nel sillabare, ossia dividere in sillabe le parole, sia nell'esaminare e interrogare che nello spiegare in termini più complessi di una lezione. E poi ripetere fino alla noia. Si insegnava a scrivere mediante l'asteggiare, ossia ricorrendo alle nozioni sulle aste, variamente combinate sulla carta. Il calendario scolastico prevedeva l'inizio dell'anno il 15 ottobre e la fine l'8 settembre, ma a Verona, città centro eminentemente agricolo, l'amministrazione agricola si chiudeva il 20 ottobre e solo allora molti ragazzi rientravano in città dalla campagna. L'orario scolastico era dalle 9 alle 14 e per la sola scuola tecnica vacanza tutti i giovedì. Le scuole restavano chiuse per tutte le festività religiose e per il giorno di Natale. Ma erano chiuse il 31 dicembre e il 1 gennaio. Oltre alle domeniche e alle altre feste di precetto, c'era anche la festa del santo patrono della regione. Di particolare importanza sta la figura del parroco, alla quale il regolamento dedica 7 pagine e 18 corposi articoli. In realtà il parroco era un vero e proprio ispettore nel tono più sgradevole del termine. Il calendario scolastico prevedeva l'inizio, abbiamo detto, l'orario scolastico era dalle 9 alle 14, le scuole restavano chiuse per tutte le festività religiose e per il giorno di Natale. Il parroco era il responsabile dell'andamento delle scuole, dei maestri e degli alunni. A lui era totalmente affidato l'andamento della scuola e il suo potere era assoluto nei confronti di maestri e alunni. A lui e alla sua severità era affidato l'andamento della scuola elementare. La programmazione delle scuole private non poteva essere identica a quella delle scuole governative e variava a seconda dello scopo di istituzione degli istituti privati. Era inutile cercare di seguire gli ordinamenti della scuola elementare riferendosi ai dettami riguardanti la prima e la seconda classe elementare inferiore nelle scuole di Don Mazza. Parimenti era difficile seguire la metodologia delle scuole governative negli istituti per sordomuti e naturalmente ogni istituto privato privilegiava discipline più idonee al proprio indirizzo. La giornata di studi era di 12 ore, 5 delle quali dedicate all'istruzione religiosa, fatta da un ecclesiastico. Interessante la suddivisione dell'aritmetica in 2 momenti, per iscritto normalmente e di testa.
La seconda classe non prevedeva che la ripetizione degli argomenti della prima classe, forse un pochino più approfonditi. Il testo base per la religione era il Catechismo della Diocesi e la Bibbia del Nicolini. Erano anche adottati l'Istradamento alla calligrafia e l'Abecedario e i doveri dell'uomo del Soave, che era anche l'autore prescelto sia per gli argomenti di matematica che per quelli di grammatica. In particolare per le elementari minori si ricorreva alla tabella con puntini del Ponzilacqua. Si precisava infine che 6 ore dovevano essere dedicate alla lettura e 4 ore alla scrittura. Per le fanciulle, escludendo a priori che potessero proseguire negli studi, invece del latino si istruivano nei lavori femminili. Un certo successo ebbero le scuole festive, alle quali si iscrissero oltre 2.500 alunni di tutte le età, realizzate soprattutto in provincia e aperte a quasi tutti i grossi centri abitati. Riguardavano varie discipline, ma le più seguite e ricercate furono quelle di disegno e quelle organizzate dall'Accademia d'Agricoltura di Verona e riguardante la coltivazione delle principali piante secondo le stagioni. I docenti di quest'ultima erano alcuni dei più celebri e preparati scienziati veneti del tempo, che offrivano gratuitamente il loro sapere. Dopo il 1848 ci fu il grave problema della grande affluenza di soldati austriaci, giunti a Verona in ritirata dalla Lombardia. Nel 1856 erano ancora occupate dai militari le camere per ospitare 3.500 soldati e ufficiali. A queste andavano aggiunte le sedi delle scuole elementari e in totale la città arrivò ad ospitare 7.500 soldati e 1.240 cavalli. Molte scuole furono messe a disposizione dei rifugiati e le lezioni furono sospese in molte di esse. L'orfanotrofio femminile divenne ospedale militare, come pure la casa degli esposti, mentre furono sequestrati i conventi di San Bernardino e di San Pietro in Cariano e lo stesso San Sebastiano. Furono così sistemati 3.500 uomini e circa 2.000 cavalli. Nel 1856 iniziarono la costruzione di 12 fortini e lentamente l'occupazione forzata degli spazi scolastici e religiosi si andò attenuando e 7.500 soldati e oltre 1.200 cavalli trovarono ospitalità nelle caserme. In ogni città in cui era stato nominato un governo vi era un ispettore capo delle scuole e poi degli ispettori provinciali, ispettori distrettuali e direttori locali. La scuola era obbligatoria per tutti i fanciulli e le fanciulle dell'età di 6 ai 12 anni, che non fossero altrimenti istruiti da maestri privati e da ciò autorizzati. La scuola era gratuita, ma l'evasione fu veramente importante. Si calcola che 2/3 dei fanciulli marinasse la scuola e a nulla servissero le minacce dei genitori. Eppure la scuola ammetteva tutti i fanciulli che avessero compiuto l'anno sesto, avessero superato il vaiolo, non fossero affetti da malattie cutanee comunicabili e non avessero schifoso e cencioso il vestiario. Il maestro doveva precedere di mezz'ora gli scolari all'inizio delle lezioni e non doveva usare altri libri che quelli prescritti. Al maestro erano proibite le punizioni corporali, le guanciate, le orecchiate, lo strappare i capelli, gli urti e le percosse, di porre il ginocchio sopra punte acute o sul terreno. Maltrattare uno scolaro era una grave forma di trasgressione di polizia, punibile con l'arresto da 3 giorni sino a un mese, e avrebbe potuto comportare, se recidiva, la dichiarazione di incapacità dell'impiego. E questa regola, stabilita dal regolamento, è in contrasto con le leggende popolari, secondo la quale nelle scuole ai tempi dell'occupazione austriaca i maestri usavano metodi feroci per ottenere un po' di disciplina. Toccava poi a maestro proibire alle fanciulle di intrattenersi con i maschi. I fanciulli dovevano intervenire nelle scuole lavate le mani, il volto e i piedi, se scalzi. Fra l'altro toccava al maestro comporre ogni mese uno stato dei progressi del fanciullo in ogni materia a lui affidata e doveva essere stata una gran bella prova e pensiero dei 50 e più alunni per classe. Ma gli anni austriaci non trascorsero nell'immobilismo più assoluto. Nel silenzio generale qualche cosa si mosse, lentamente, molto lentamente, ma, specie in provincia, la scuola andava conquistando spazi nuovi e a raggiungere risultati insperati. Così, dall'analisi condotta alla fine del periodo,
austriaco, ci si accorse che in tutti i comuni della provincia era stata istituita una scuola primaria maschile, mentre in 28 comuni mancavano ancora scuole femminili. In realtà anche le scuole maschili mancavano in 8 borgate, con più di 800 abitanti, e addirittura 50 erano le borgate senza scuole femminili. In totale risultavano presenti 700 maestri, ma solo la metà di questi era patentato, mentre era sconosciuto il numero delle maestre. Nel 1870 gli alunni frequentanti la provincia furono 16.400 e le alunne 11.730, ma il dato confortante è che entrambi questi numeri crescono di una buona quantità, se visti 10 anni dopo. Al silenzioso e progressivo crescere della scuola in provincia corrisponderà anche la crescita di alcuni valori in città. Erano sorti 2 istituti magistrali, con il compito di preparare i futuri maestri, l'Istituto agli Angeli, femminile, per la preparazione delle maestre, e quello maschile, nato nel 1868. Contemporaneamente fu aperto l'istituto tecnico nei locali dell'ex liceo comunale e nella biblioteca civica. Per quasi 50 anni la scuola veronese si è comportata obbediente e in silenzio, attendendo che la storia la liberasse dalla tirannide, in realtà alquanto bolsa di un impero ormai boccheggiante. Grazie. Molto interessante. Questo sul primo punto. Grazie. Io direi facciamo una discussione quando abbiamo finito tutte e tre Come vuoi. le sessioni, a meno che qualcuno non abbia qualcosa da chiedere subito. Bene, allora passiamo alla seconda lettura, che è affidata ad Alberto Totolo, che viene presentato da Andrea Ferraresi, il mentore effettivo. Prego. Ti lascio questo. Grazie segretario, è con particolare piacere che presento il dottor Alberto Totolo, che è uno storico, si è laureato in storia dell'architettura alla Facoltà di Lettere Moderne dell'Università di Padova nel 2003 e nel 2005 ha conseguito la qualifica di tecnico del restauro architettonico qui a Verona. Nel 2009 è stato titolare di assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Verona e ha completato il suo percorso formativo nel 2017 con il diploma in archivistica, paleografia e diplomatica conseguito alla scuola archivistica della Scuola dell'Archivio di Stato di Mantova. Ha all'attivo una serie di svariate pubblicazioni nel campo della ricerca storica veronese, principalmente in ambito artistico e architettonico, e questa sera ci parlerà dei tracciati, dei percorsi del fiume Tartaro in età romana, ed è con piacere che appunto lascio a lui la parola. Grazie. Grazie a tutti. Quello che vi presento oggi è una ipotesi ovviamente suffragata da prove, di quale poteva essere il percorso del fiume Tartaro in epoca romana. Questo assunto deriva da anni e anni in cui ho studiato il fiume Tartaro e che poco più di un anno fa ha visto l'uscita di una monografia insieme ad Andrea Ferrarese. Lo spunto per parlarvi questa sera del tracciato del Tartaro in epoca romana nasce dal fatto che è proprio in epoca romana in cui si hanno le prime attestazioni scritte dell'esistenza del fiume Tartaro. Penso che le conoscerete tutti, è il passo di Tacito, che parla delle paludi del fiume Tartaro presso Stiglia, dove il comandante Cecina si era accampato. L'altro passo è quello di Plinio il Vecchio, che parla come una foce presso il mare Adriatico era quella delle Fossiones Filistine che alcuni chiamano Tartaro. Fra questi due punti fissi, Ostiglia ed il mare, il Tartaro, dire quale fosse il suo percorso è arduo, però ci sono molte prove che io vi porto. Prima di tutto scordatevi la situazione idrografica odierna. Se voi guardate,
a sud abbiamo il fiume Po, si vede? No, non si vede il cursore. A sud abbiamo il fiume Po, in mezzo abbiamo il fiume Tartaro, comunque sono evidenziati, in mezzo il fiume Tartaro, e sopra abbiamo l'Adige con l'Adigetto. Sappiate che in epoca romana questo non era assolutamente così. Il Po era molto più basso perché era quello che passava per Ferrara. Il fiume Tartaro, come lo conosciamo adesso, è solamente una modifica estense, mentre invece l'Adige, sapete tutti, è suffragato anche da indagini puntuali, l'Adige passò per il percorso odierno solamente alla caduta dell'impero romano, e l'Adigetto si originò con una rotta presso Badia Polesine solamente nella metà del X secolo d.C., quindi nell'Alto Medioevo. Quindi, com'era la situazione in epoca romana? Allora, in epoca romana, io vi ho fatto, questa è una cartina degli anni 30 del Novecento, in cui, la risoluzione non è il massimo, ma quei puntini che vedete, che in realtà sono degli asterischi, riguardano il rinvenimento di anfore. Ovviamente il rinvenimento di anfore genera dei tracciati che vanno ad individuare i fiumi dell'epoca, i corsi d'acqua dell'epoca, perché comunque il commercio di attraverso le anfore era soprattutto di tipo fluviale. Ebbene, noterete che il Po attuale non ha nessun asterisco, nemmeno il Tartaro attuale, nemmeno l'Adige attuale. Tanto per dare dei punti di riferimento, vi ho segnato dov'è Badia, dov'è Rovigo, dove passa l'Adigetto, dove sta Trecenta, Fratta e Adria, tanto per dare un inquadramento del Polesine. La tesi che vi porto oggi è che il Tartaro in epoca romana percorreva quello che adesso è il percorso dell'Adigetto. In effetti, queste anfore di epoca romana mi vanno a rintracciare il Po di Adria, che era il tratto principale del fiume Po, che poi fu sostituito dalla Filistina, che praticamente usciva da Ostiglia, passava per Trecenta, Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Arqua Polesine e andava ad Adria. Esisteva il Po di Salara, che era un ramo secondario del Po di Adria, e che evidentemente in epoca romana ancora c'era, ed esisteva questo fiume sconosciuto, che ve l'ho segnato in rosso, e che percorre l'attuale Adigetto. Ed è questo il fiume Tartaro. Questa è una cartina nel tratto fra Badia Polesine e Lendinara, dove vi ripresento il tratto sconosciuto di questo fiume sconosciuto. I puntini che vedete in mezzo delle strisce verdi sono i reperti archeologici. Anche i reperti archeologici testimoniano quello che hanno testimoniato le anfore, cioè in epoca romana esisteva un fiume navigabile, importante, sconosciuto, poi ricalcato dall'Adigetto, e che però aveva una sua importanza. La parte sotto, dove ci sono altrettanti rivenimenti, è la Filistina. Fra i tanti rivenimenti archeologici che vi sta a testimoniare di come questo fiume sconosciuto fosse importante, vi porto solamente la Sfinge, che era un acroterio, insomma, ritrovata nei pressi di Villanova del Ghebbio. Quindi è un fiume che era abitato in epoca romana. Ed era abitato soprattutto non solo nel tratto fra Badia Polesine e Rovigo, con i reperti archeologici delle cartine che vi ho fatto vedere, ma era in epoca romana questo fiume sconosciuto era molto importante perché faceva da ossatura centrale della famosa centuriazione di Adria, sulla quale non mi soffermo. Quali sono le prove che vi porto per avanzare l'ipotesi che il Tartaro in epoca romana scorreva lungo l'attuale Adigetto? Prima di tutto gli studiosi polesani, prima di tutti Peretto, hanno sancito che dopo Torretta
il fiume Tartaro era impossibile che proseguisse come oggi attraverso Zelo e Trecenta, come fa oggi. Era impossibile per la presenza di un paleodosso. Un paleodosso presente ancora in epoca romana e che portava il Tartaro verso nord, quindi verso Badia Polesine, verso dove c'è l'Adigetto. Ma cosa noi sappiamo di certo sul fiume Tartaro? Che fino al primo millennio a.C. lui era un affluente del Po di Adria. Dopodiché gli sconvolgimenti che portò alla rotta di Sermide e pose in secca questo Po di Adria, gli Etruschi e i Greci mantennero in vita questo tratto creando la Filistina. Ma in tutto questo il fiume Tartaro, che viene citato da ben 2 autori romani, che viaggio faceva? Secondo me verso nord. Primo, per la presenza di questo paleodosso. Secondo, una prova indiretta ci viene da Plinio il Vecchio. Quando lui dice che alla foce qualcuno chiamano Tartaro quella parte di Filistina, indirettamente gli dà un'importanza enorme. Cioè un fiume Tartaro che non è più un affluente della Filistina, che ha una sua importanza tanto da preservare il nome fino alla foce. E allora questo nome chi gliel'aveva dato? Non certo i romani, loro se lo trovano già, ma il Tartaro, il suo nome, l'idronimo, è di origine celtica. Cioè quando i Celti o i Galli invasero la pianura padana, essi si stabilirono, fra le tante cose, anche sul Tartaro. Non solo, loro sottrassero il fiume Tartaro ai Paleoveneti. Il territorio dei Paleoveneti arrivava come confine fino al fiume Tartaro. Gazzo Veronese era un'importantissima cittadina dei Paleoveneti. L'arrivo dei Celti, dei Galli, fece indietreggiare i Paleoveneti arretrando i loro confini sulla linea dell'Adige. Ebbene, il Tartaro, a cui i Celti diedero il nome, e diedero un nome che Tartaro significa il fiume che scorre, quindi un'importanza veramente grande, questa i Celti l'avevano utilizzata come via d'acqua, come autostrada, per arrivare fino al mare e commerciare con Adria, che sorta la grandezza fra VI e IV secolo a.C., quindi quando ci sono i Celti, era al contempo cittadina paleoveneta ma emporio etrusco e colonia greca. E i Celti commerciavano con Adria. Basti pensare che oltre a dargli il nome, al Museo Archeologico Nazionale di Adria esiste la famosa biga celtica, insomma, ecco. Quindi il fiume Tartaro è un'autostrada dei Celti e i Romani ne terranno il nome. Allora l'ipotesi qual è? L'ipotesi è quella che, siccome Plinio parla di una commistione fra Filistina e Tartaro, è questa, qui sotto, la linea sotto che passa per Arquà Polesine e Grignano Polesine e per Borsea, è la Filistina che poi prosegue verso Adria. Dall'alto, come vi ho detto, con l'attuale Adigetto, ma era il Tartaro, attraverso Rovigo, che all'epoca non esisteva, ecco che nei pressi di Borsea, siamo al sud di Rovigo, l'ipotesi è quella che il Tartaro si immettesse nella Filistina, ma con altro ramo faceva quell'ossatura della centuriazione di Adria che poi sfociava a Cavanella d'Adige e che è la Mansio Fossis della tavola peutigeriana. Perché dico che il Tartaro comunque passava da Adria e perché ipotizzo questo tracciato? Perché le indagini di Cacima e Amolara, che sono dei distretti di Adria, hanno stabilito che fra VI e IV secolo a.C. i sedimenti del Po di Adria sono stati sostituiti da quelli del Tartaro. Quindi abbiamo il caposaldo anche di Adria. Allora, voi mi potete dire, ma queste sono solo congetture.
Queste sono solo delle ipotesi di un percorso, di un fiume in epoca romana che esiste su quel tracciato. Sì, va bene, ci sono le prove, ci sono anche le indagini archeologiche, tutto quello di cui io vi sto parlando è frutto di uno studio comparativo non solo di documenti storici, storiografici, ma anche con la comparazione con le indagini archeologiche, stratigrafiche, aerofotogrammetriche. Voi mi potete dire, queste sono solo supposizioni, come puoi stabilire che questo fiume sconosciuto, che è assodato dalle anfore, dai reperti archeologici, è effettivamente il percorso che teneva il Tartaro? Le prove storiche tangibili da poter leggere provengono dall'Alto Medioevo, dalle pergamene dell'Alto Medioevo. Perché? Perché questa situazione idraulica di questo percorso del fiume Tartaro rimane immutato fino alla metà del X secolo d.C. Le prove quali sono? Le prove sono queste. Allora, nel 800, alla metà del IX secolo d.C., gli studiosi Corain ed Amico hanno studiato le varie pergamene dell'abbazia di Vangadizza e hanno potuto appurare che nei Finis Vangadiccia esisteva un fiume che si chiamava Tortulo Corrente. Ora, siccome il documento è arrivato a noi con successive trascrizioni, Corain ed Amico hanno stabilito che nei Finis Vangadiccia questo Tortulo Corrente non era altro che una corruzione, una trascrizione fatta male del Tartaro-Tortulo. Ecco, quindi nei pressi del territorio di Badia Polesine esisteva il Tartaro nella metà del IX secolo d.C. Altro documento, quindi Tartaro si trova nei pressi di Badia Polesine. Altro documento, 863 d.C. Abbiamo una bolla con cui il Papa dona al vescovo di Adria un castrum che si trovava fuori dall'abitato di Adria, compresa anche una selva sul fiume Tartaro, quindi stabilito storicamente con i documenti che il Tartaro passava comunque per Adria nell'Alto Medioevo. Ma il documento principe, potrei presentarvene molti altri, ma il documento principe è la bolla papale del 920, con cui viene permesso al vescovo di Adria di fondare il castrum di Rovigo. Vediamo un po', ecco qua, questa è un'immagine settecentesca alquanto enfatizzata del castrum di Rovigo. 920 d.C. il Papa concede al vescovo di edificare il castrum di Rovigo e gli permette anche di poter navigare senza pagare dazi e gabelle da Adria fino a Rovigo, iuxta Tartari fluvium. Ora, oggi, al giorno d'oggi, assolutamente non è possibile navigare ininterrottamente da Adria fino a Rovigo. Nell'Alto Medioevo era possibile. Perché? Perché era quello la situazione che si aveva fin dall'epoca romana, se non anche prima. Com'era possibile altrimenti per il vescovo andare da Adria fino a Rovigo e fondarvi il castrum? Ecco. Quindi io penso di aver stabilito che il Tartaro esisteva dai possedimenti della Vangadizza fino a Rovigo e poi fino ad Adria. Questo, se voi guardate, abbiamo Zelo, ancora nel Settecento con questa mappa si vede ancora quel tracciato che da Zelo il Tartaro attraverso quel paleodosso che si vede accennato. Eccolo qui, questo è il Tartaro odierno, ma in realtà si vede ancora a Zelo, qui c'è Zelo, si vede questo paleodosso che è l'antico tracciato del fiume Tartaro che si inseriva poi sull'Adigetto che tutti conosciamo, ma l'Adigetto è molto posteriore. Scusate. E però la mia affermazione coraggiosa è anche che il fiume Tartaro in epoca romana si biforcasse per attraversare quella centuriazione romana, siamo
a partire da Villadose fino ad andare a Cavannella d'Adige. Quali sono le prove per cui anche quello era il Tartaro, dove si biforcava presso Borsea? La prova c'è ancora adesso. Là nei pressi di Cavarzare, dove l'Adigetto rientra nell'Adige, in realtà esiste ancora un fossato che si chiama Tartaro Oselin. Questo ve lo presento in una mappa del 1700, dove si legge chiaramente Tartaro. E com'è possibile che esista, se non come rimasuglio di questo ancestrale percorso? Non vi è altra spiegazione se non quella che vi ho detto fino ad oggi. Che cosa è successo poi? E concludo perché penso che sto sforando. Succede che alla metà del X secolo d.C. l'Adige rompe Abba di Apolesine e crea l'Adigetto, con una potenza incredibile, tanto che gli storici dicono che era diventato l'Adigetto il percorso principale come potenza di acqua, insomma, ecco, di passaggio di acqua. Questo Adigetto non poteva crearsi un percorso tutto nuovo, scippa il percorso, l'alveo, al fiume Tartaro, che a questo punto non riesce più a defluire e deve trovare altre strade. Non sono cose che mi invento. In effetti Corain ha stabilito nei suoi studi che da quel momento in poi nei pressi di Badia Polesine, in quelle terre, siamo fra Baruchella eccetera, esiste un fossato che si chiama Tirendrio. Tirendrio perché la potenza dell'Adige faceva sì che il Tartaro fluiva al contrario. Non è finita qui. Abbiamo un interessantissimo documento del 955 d.C. che è la donazione di Franca, moglie del marchese Almerico II, che dona i suoi beni alla Vangadizza, e nel descrivere quello che dona dà un'immagine di quello che era appena successo. Era appena passata la metà del X secolo d.C., c'era appena stata la rotta che creava l'Adigetto, e descrive così, che dà alla Vangadizza tutto quello che è compreso fra la rotta di Badia, il che va missa e rimissa nel Tartaro e che torna nella rotta di Cadinario, che poi possiamo discutere se è Castagnaro, quindi portando molto indietro questa rotta che tutti voi conoscete, e questa è la prova lampante di un collegamento della rotta, questa che ha creato l'Adigetto, che era collegata al Tartaro e che per forza poi viene rigettato. Basti pensare, e qui concludo, che quella rotta del 950 d.C. più o meno ebbe ripercussioni direttamente ad Adria. Perché? Perché ora la cripta del Duomo di Adria è sotto 2 metri di terra che la dendrocronologia ha stabilito essere proprio della metà del X secolo d.C., frutto proprio di questa dirompenza dell'Adige. Ma come poteva avere i suoi effetti ad Adria se non perché aveva scippato il percorso del fiume Tartaro che passava per Adria? Il Tartaro troverà altro percorso, diventerà Tartaro di Manezzo, e poi con gli estensi avrà il percorso che conosciamo adesso come Tartaro Canalbianco. Grazie. Bene. Prego. Però. Prego. Se no non si sente niente. Velocissimamente. Il suo lavoro regge su una serie di ipotesi. Le parla un ignorante. Ma direi, mi permetto di segnalarle, che forse la prova che lei sta cercando sicura lei lo trova nell'archivio dell'Accademia. Nell'archivio dell'Accademia, fra l'altro, ci sono
i vari faldoni, eccetera, che riguardano le opere che l'Accademia ha fatto nella seconda metà del Settecento e prima metà dell'Ottocento di modifica del corso del Tartaro, e ha fatto tante opere, per cui io mi permetterei di suggerire di andarle a vedere là, che magari lei non vada a cercare l'ombrello che l'abbiamo noi qua in Accademia. Perfetto, grazie per il suggerimento. Bene, adesso Francesco De Sabata, che è il nostro socio corrispondente, terrà l'ultima lettura di oggi pomeriggio sulle onde gravitazionali e 10 anni dalla scoperta. Prego. Buonasera a tutti e grazie per la presenza. Ce l'abbiamo, questo via. Ecco qua. Allora io spero di non essere troppo pesante, ho cercato di alleggerire anche con qualche immagine forse un attimo scherzosa, ma anche se sempre molto rispettosa nei confronti di Albert Einstein, perché negli ultimi 10 anni ci sono stati notevoli contributi, scoperte addirittura, nel campo dell'astronomia delle onde gravitazionali. Ricordo di averne parlato proprio in questa sede nel 2016-2017, quindi a ridosso delle prime scoperte. Non credo che la cosa abbia dato così tanto, suscitato così tanto scalpore da ricordarla. Comunque, alcuni punti fermi. 1916, Einstein pubblica la teoria della relatività generale, in cui spiega l'effetto della gravità dicendo, in breve, l'equazione non la commentiamo, non è questa la sede, dicendo che lo spazio intorno alle masse è come se fosse incurvato. E noi sappiamo che quando andiamo in autostrada, se vogliamo prendere una curva con una certa velocità, bisogna che la strada sia inclinata, perché allora la macchina curva naturalmente. Quindi una sintesi estrema per i non addetti ai lavori è quella che poi è riportata lì in leggenda. Si potrebbe dire che secondo Einstein la materia, la massa, dice allo spazio come si deve curvare, e poi una volta che lo spazio ha questa caratteristica, questa curvatura, le masse devono muoversi lungo la curvatura. È un punto di vista totalmente nuovo rispetto a quello di Newton, rispetto a quello che abbiamo studiato nelle scuole, in cui le masse si attraggono una con l'altra, e non è privo di conseguenze, perché l'equazione che vi ho appena accennato ha una conseguenza. Come le equazioni di Maxwell permettono di pensare all'esistenza delle onde elettromagnetiche, che noi usiamo in ogni momento, così l'equazione di Einstein permette di pensare che in questo spazio controllato dalla materia si possano propagare delle onde di gravità, onde gravitazionali. È un'intuizione geniale, è un'intuizione così geniale che ci vorranno 100 anni per costruire uno strumento sufficientemente sensibile per poterle rivelare. Questo strumento è sostanzialmente un insieme di laboratori. Ne sono stati costruiti 2 in America a distanza di circa 3.000 chilometri uno dall'altro, e sono tra gli strumenti più sensibili che ci siano in questo momento sul pianeta Terra. Sono strumenti che possono rivelare variazioni nel campo gravitazionale dell'ordine di 1/1000 di miliardesimo di quello che sta succedendo. Sarebbe come dire che dalla Luna, a 400.000 chilometri, siamo in grado di vedere all'interno di quella bottiglia lì dove sta una molecola. Questa è la scala di, diciamo così, di proporzioni. Una cosa totalmente impensabile fino a pochi anni fa. Sono gli strumenti più precisi che ci sono al mondo. Allora, brevemente vorrei riassumere quelle che sono le informazioni importanti, ma diciamo così a volo d'uccello, con questo breve filmato che commento, che viene dal sito degli interferometri. Sono
Ah no, scusate un attimo, perché io lo vedo ma voi no. Allora c'è qualche cosa che non funziona, che non va come pensavo io. Vediamo un attimo. Va bene, non importa, lo apro dall'esterno, lo facciamo subito. Perché questo mi consente forse di essere più discorsivo nel seguito. No, non lo vede. Va bene. Piccolo inconveniente, è bello della diretta. Questo voleva? No, ma comunque torniamo qua. Così siamo a... Sì, così siamo... Ah, con la freccia, non col mouse. Eccola qua. No, io volevo... però adesso non lo vedo più io. Va bene, continuiamo, scusate l'inconveniente. Allora, dicevo, cos'è che può originare davvero questo tipo di segnali? Vedete, sono segnali che vengono, diciamo così, sono segnali modulati e poi vengono ricostruiti e si vede che questa è un'onda, come le vecchie onde medie, le modulazioni di ampiezza delle radio, quelle a lunga distanza, che a un certo punto aumentano molto di intensità e aumentano anche di frequenza. C'è una specie di accelerazione. Questa accelerazione è un po' la traccia di quello che sta succedendo, o meglio che è successo a volte anche miliardi di anni fa, a miliardi di anni luce di distanza, quando due oggetti molto molto massicci si avvicinano, si attraggono uno all'altro sempre di più, sempre di più, sempre di più, e nell'ultima fase della loro vita, diciamo qualche decimo di secondo, vanno a fondersi in un oggetto più grande, più massiccio. In quel momento lì viene rilasciata una quantità di energia enorme. Tanto per intendersi, il segnale qui, come vi dicevo, è stato generato a 1.300.000.000 di anni luce da noi, sono distanze cosmologiche inimmaginabili, e nel momento in cui è stata generata questa onda, un po' come un sasso che viene buttato nell'acqua e ci sono i cerchi che si allargano, ecco, nel momento in cui è stato generato questo segnale, è stata liberata un'energia come se 7-8 stelle sole, il nostro Sole, si fossero trasformate tutte completamente in energia. Sparita la massa e tutta trasformata in energia. Quindi sono fenomeni di un'intensità, oserei dire, mostruosa, inimmaginabile. Questo è il motivo per cui così, anche così lontano, riusciamo ad averne un segnale. E naturalmente in un'epoca in cui i buchi neri sono diventati parte del linguaggio comune anche per i bambini piccoli, mi è capitato recentemente un ragazzino di 6 anni particolarmente sveglio che mi ha scritto su internet, senti professore, mi piacciono questi approcci dei ragazzi, sono così puliti, senti professore, la maestra mi ha detto che ci sono i buchi neri, ma non ho capito cosa sono. Ecco, siamo a questo livello, nel linguaggio comune si sa che ci sono degli oggetti estremamente massicci, così massicci che nemmeno la luce può sfuggire e portarci delle informazioni. Ogni tanto questi oggetti tra di loro si fondono, si avvicinano e ne formano uno nuovo. In quel momento lì, invece che assorbire tutto quello che gli sta intorno, emettono una quantità enorme di energia. È un punto importante perché è una conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, della teoria di Einstein, ma soprattutto perché ci permette di risalire molto indietro nella formazione del nostro universo, diciamo, anche a fenomeni avvenuti poco dopo il Big Bang. Quindi è una nuova finestra, un nuovo sistema per studiare l'astronomia anche di tempi molto remoti. No, qui sto tornando... ok, va bene. Sto tornando indietro, adesso ci sono. Allora, come funziona adesso, a distanza di 10 anni? Il primo segnale, quello di cui vi ho fatto vedere il grafico, risale ad agosto del 2015 e ha fruttato un bel premio Nobel, perché l'articolo è stato pubblicato nel 2016 e nel 2017 i direttori dei laboratori hanno ricevuto il Nobel per un lavoro trentennale, perché il progetto è del 1985, mi pare, quindi pienamente meritato, anche se sono tutti statunitensi.
Attualmente ci sono 1 e 2 sedi del laboratorio con gli interferometri negli Stati Uniti e un terzo laboratorio che si chiama Virgo, del progetto Virgo, che è costruito vicino a Pisa, a Cascina, e tra l'altro è visitabile se qualcuno avesse mai interesse a approfondire anche l'aspetto proprio pratico o comunque tecnologico. L'idea è che qui dove vedete queste specie di angoli retti o di freccette, ci sono 2 enormi interferometri, da fuori si vedono dei tubi lunghi 4 chilometri, perfettamente allineati, a vuoto dentro, una conoscenza e una capacità tecnologica che ci fa onore per quello che riguarda Virgo, perché è tecnologia italiana, e qui dentro viene fatto andare avanti e indietro un segnale laser così sensibile che se arriva un'onda gravitazionale per un evento di questa potenza ma molto lontano, la minima modificazione dello spazio, ripeto, 1 miliardesimo di miliardesimo, non siamo abituati a queste cose, viene rivelata. Ora, per darvi un'idea, se io cammino qui, faccio un segnale che è 1 milione di volte più intenso di quello. Quindi ci sono problemi enormi per rivelare questi segnali di onde gravitazionali. Ed è veramente un successo che non possiamo permetterci di far scappare se la sorgente è veramente una sorgente astronomica. Quindi che cosa si fa? Non basta un rivelatore solo, bisogna vedere che questi 2 ricevano un segnale in coincidenza, cioè che succeda da tutte e 2 le parti. È un po' come con i terremoti e i sismografi. Se io vedo che lì oscilla la superficie dell'acqua, non so se è il tavolo che vibra, se c'è stata una scossa di terremoto e se c'è stata davvero una scossa di terremoto, da dove viene? Ma se ne vedo una lì e un'altra nella casa di fronte che oscillano insieme, o magari se ne vedo 3, il principio della triangolazione, riesco a capire dov'è la sorgente. Quindi ecco che dal 2017 1, 2, 3 lavorano insieme, lavorando sulle coincidenze si riesce a trovare, a vedere le sorgenti. Al momento, con questi 3 osservatori, con questi 3 laboratori, ci sono già più di 3.000 scienziati al lavoro. Nel 2015 erano circa 1.000. Poi, visto il successo e il premio Nobel, la cosa ha preso piede anche in ambito scientifico e quindi ci sono molti più ricercatori coinvolti di quanto fossero anche solo 10 anni fa e verosimilmente nei prossimi 10 anni si raddoppierà almeno, se non triplicherà, il numero di scienziati al lavoro su queste cose. Forse un aspetto da non trascurare in periodi di crisi o diciamo così, di regresso dal punto di vista scientifico. Di più, a terra, mettendo insieme in posti diversi questi interferometri, si possono fare delle misure molto sensibili, ma ci sono dei progetti per costruire degli strumenti ancora più sensibili nello spazio, mettendo in orbita, per esempio questo, 1, 2, 3 interferometri a distanza tra di loro di milioni di chilometri. Se con interferometri lunghi 4 chilometri si è riusciti a vedere quel tipo di segnali, aumentando molto la distanza si riesce a costruire degli strumenti molto più sensibili. Qui stiamo parlando di strumenti che dovrebbero essere sensibili 1 milione di volte di più rispetto a quelli terrestri. E in questo senso io spero che non ci siano ripensamenti da parte degli Stati Uniti, che per questo progetto che si chiama LISA, che è partito in collaborazione tra la NASA e l'Ente Spaziale Europeo una ventina di anni fa, che non ci siano punti d'arresto, perché anche questo sarebbe una meravigliosa conquista scientifica e forse varrebbe la pena dire che è un elemento per valutare o meno il progresso della scienza umana. Si parla però di progetti che hanno mandato in orbita i primi satelliti per vedere la fattibilità. Se tutto andasse bene, stiamo parlando di astronomia per la prossima generazione, 2035-2040 almeno, così a spanne 2050. Per il momento quello che si può dire è che adesso rispetto a 10 anni fa, quando è stato rivelato il primo segnale, c'è un catalogo
aggiornato a fine 2023, che ha circa una 90 di eventi, di segnali che sono stati registrati di oggetti molto massicci che si sono attratti fino a fondersi in uno solo, liberando energie inimmaginabili. Cioè sostanzialmente stiamo parlando di oggetti che sono i buchi neri che si sono fusi tra di loro, oppure per qualcuno che magari ha un minimo di conoscenze nel campo, ci sono degli altri oggetti molto massicci nell'universo che però non sono buchi neri, sono quel che resta delle stelle quando esplodono di supernova. Il nucleo a volte si compatta molto e nelle dimensioni di una palla di 70-80 chilometri ci sta la massa della Terra, si chiamano stelle di neutroni. Sono una specie di mostro stellare perché non fanno luce, però magari emettono onde radio o raggi gamma con un'intensità enorme, e servono anche quelli, non è che servono, gli astronomi li usano per sondare l'universo, per capire bene come le cose si evolvono. Allora dicevo, in questo catalogo io ho scelto questa immagine che chiamano lo Stellar Graveyard, il cimitero stellare. L'idea è che in verticale, in ordinata, ci sono ricostruite le masse degli oggetti che si sono fusi. Ora, dove vedete i puntini azzurri, stiamo parlando di 2 buchi neri, qualcuno di 100 masse equivalenti al Sole e di 50 masse equivalenti al Sole, e quando si sono fusi hanno liberato l'energia equivalente a 15 soli che, pluff, improvvisamente sono spariti, ma anche a energie molto più basse, e queste sono, quei puntini gialli, sono le stelle di neutroni. Se guardate tra la parte sopra e la parte sotto, cioè tra quello che succede tra coppie di buchi neri che si fondono e coppie di stelle di neutroni che si fondono, le stelle di neutroni hanno una massa molto più ridotta rispetto ai buchi neri, c'è una specie di vuoto, e la teoria prevedeva che in questo vuoto ci fossero pochi oggetti e che quindi non si potessero vedere segnali, per dire, da una stella di neutroni che ha una massa circa come il Sole e un piccolo buco nero che magari ha una massa di circa 3 soli. Non si sapeva neanche con certezza che ci fossero dei buchi neri con masse dell'ordine di 3 masse solari. Sono stati registrati degli eventi proprio in questa zona qua. Uno in particolare è stato registrato tra un oggetto che è sicuramente una stella di neutroni perché ha una massa di circa una stella Sole, e qualche cosa che ha una massa circa doppia, poco di più. Questo sarebbe diciamo così, la firma del fatto che ci sono oggetti stellari che noi non abbiamo mai visto prima, ma che con le onde gravitazionali riusciamo a vedere. E ci sono degli astrofisici teorici che stanno un po' riscrivendo la storia dell'astronomia, dicendo: guardate che forse non abbiamo capito tutto nel dettaglio, perché questi oggetti non li avevamo previsti. Questa forma di astronomia ci sta dando delle informazioni, sta aprendo una finestra su qualcosa che fino a 10 anni fa non era stato visto. Non so se riesco a farvi percepire diciamo così, la novità di queste informazioni. 20 anni fa queste cose non erano nemmeno possibili, concepibili. Prego. Sì, è vero, era previsto nel piccolo filmato che volevo farvi vedere. Allora, l'idea è che quando 2 buchi neri o 2 stelle di neutroni si avvicinano, entrano una nella zona di effetto dell'altra, nello spazio curvo dell'altra, e possono ruotare tra di loro uno attorno all'altro nell'ordine di anche secoli. Però mano a mano che ruotano una intorno all'altra, un po' di energia la perdono e quindi si avvicinano sempre di più. L'effetto finale, il rilascio dell'energia con quella specie di onda impulsiva, come uno tsunami gravitazionale che è stato registrato, avviene nell'ordine di qualche decimo di secondo. Sono le ultimissime fasi in cui viene emessa tutta quell'energia contemporaneamente. Quindi i tempi sono di questo genere. Diciamo che il segnale in sé dura qualche decimo di secondo, quello che viene registrato dai
dagli interferometri. Nel giro di poco tempo, se si riuscisse davvero a costruire un osservatorio più grande a terra o anche un osservatorio gravitazionale in orbita come quelli di cui vi ho fatto vedere i disegnini, forse potrà essere possibile vedere come segnali gravitazionali talmente tanti segnali gravitazionali molto deboli da avere un quadro del nostro universo un po' come la radiazione cosmica di fondo, cioè sapere come si sono formate. Questi sono i teorici più ottimisti che dicono: ma 300-400 mila anni dopo il Big Bang, quando si sono formate le prime galassie, c'erano già i buchi neri oppure no? Si sentivano tra di loro oppure no? C'erano differenze nelle varie parti dell'universo o no? Quindi sono tante domande aperte e in questo momento questo campo della astrofisica è uno di quelli in più rapido sviluppo. Allora, non voglio approfittare della pazienza e della fatica nel seguire questi discorsi. Avevo selezionato 2 esempi particolari. Uno è questo, è un evento che è stato registrato il 17 agosto del 2017, l'interferometro italiano era appena stato riacceso e i 3 interferometri hanno registrato in contemporanea i segnali. Non solo, ma c'è un satellite in orbita per i raggi gamma che ha registrato un grande raggio gamma. Con i 3 interferometri si è capito da dove era l'origine. Il raggio gamma viene da là, quindi è nata una nuova forma di astronomia che mette insieme l'astronomia delle altissime energie ma visibili, o comunque radiazioni elettromagnetiche come la luce, e le onde gravitazionali. E anche su questo si sta lavorando molto. A me fa piacere anche affettivamente perché una parte della mia tesi di dottorato ha riguardato il telescopio per raggi gamma che adesso è in orbita e che ha registrato questo lampo in contemporanea alle onde gravitazionali. E poi, come vi dicevo, questo ve l'ho già illustrato, è quell'evento nella zona dove si pensava che non ci fossero oggetti, buchi neri piccoli, scusate, affettivo, buchi neri con una massa così ridotta da potersi fondere con le stelle di neutroni. Ecco. E quindi tralascio questa parte di diapositive e invece tornerei un attimo a quelli che sono effettivamente gli osservatori adesso in funzione e il prossimo futuro, che però è un futuro, potrebbe essere l'anno prossimo, diciamo così, perché questo è l'interferometro che c'è vicino a Pisa, a Cascina. Vedete, questi sono i 2 tubi di cui vi dicevo, questi sono lunghi 3 km e il raggio laser viaggia avanti e indietro qua, e se appena c'è una minima deformazione dello spazio-tempo perché sta arrivando un'onda gravitazionale, qui i 2 raggi laser di ritorno fanno una figura caratteristica, una figura di interferenza caratteristica, e quindi così viene registrato il segnale. E adesso al laboratorio di Cascina è attiva una collaborazione che si chiama Osservatorio Gravitazionale Europeo. La sigla l'hanno scelta i francesi e quindi si chiama EGO. L'idea qual è? Che con un laboratorio del genere si possono coinvolgere nell'attività scientifica anche paesi che magari singolarmente lo stesso impegno economico non potrebbero fornirlo. Non solo, ma questo osservatorio da solo adesso fa lavorare 1 migliaio di scienziati alla pari con quelli che sono i grandi osservatori negli Stati Uniti di cui vi ho parlato prima. E come vi dicevo la sede è in Italia, quindi l'Italia è in prima fila in questo progetto, non solo in questo, ma anche in questo. Questa è la copertina del numero delle scienze di gennaio. L'hanno pubblicata, io non l'ho visto poi, stavo interessandomi per conto mio di questo tipo di astronomia, e l'idea è che per fare un interferometro a terra ancora più sensibile, invece che un tubo da 3 o 4 km, sarebbe bello avere a disposizione 10 km, cioè farlo più lungo vuol dire farlo più sensibile, vuol dire vedere eventi molto più numerosi e anche più di energia inferiore. L'idea è che in Sardegna ci sono delle miniere di carbone dismesse. La Sardegna è molto poco sismica,
non c'è gran traffico di treni o di camion sopra, quindi sarebbe il posto ideale per costruire un osservatorio gravitazionale internazionale, europeo, e il progetto si chiama Einstein Telescope. Anche a questo stanno pensando grosso modo da una decina d'anni. Se si riuscisse a, diciamo così, decidere che la Sardegna è il posto ideale, la Sardegna potrebbe diventare da questo punto di vista una regione trainante per la fisica dei prossimi 50 anni, 100 anni. Ci sono altre istituzioni come il CERN di Ginevra, come i laboratori dell'INFN del Gran Sasso e come altri siti per la fisica delle alte energie, non so, ce n'è uno a Hamburgo così. E potrebbe essere diciamo così, sia di stimolo che di interesse anche brutalmente economico oltre che scientifico per il nostro paese, se a queste cose si stesse attenti. Ecco, questo è il messaggio che vorrei, la speranza che vorrei lasciarvi, e vi ringrazio per l'attenzione. C'è un po' di minuto per qualche domanda, se qualcuno altro vuol chiedere qualcosa ai tre relatori. Le è concesso. Riguarda il destino della nostra terra e in queste situazioni che lei ci ha linguaggio molto semplice, insomma, io sono ignorante, stiamo guardando le cose, ma chiedevo, la nostra terra corre dei pericoli. Allora, se guardiamo a questo tipo di fenomeni, fortunatamente